Sospese tutte le visite ai degenti dei 6 ospedali dell'ULSS 8 Berica, eccetto quelle dei genitori ai figli ricoverati in pediatria, le visite ai malati terminali e quelle a situazioni particolari a giudizio dei direttori dei reparti. Una decisione, quella dei vertici della ULSS, che forse farà da apristrada ad altre misure del genere in Veneto. Il provvedimento è stato accolto con pazienza dalla maggioranza dei vicentini, mentre i contrari sono molto arrabbiati. Io da Verona, la signora non so da dove, non ci fanno entrare, io, mia mamma, lei e suo papà, non ci fanno entrare da ieri. Noi siamo arrivate qua e non possiamo neanche stare in sala lì davanti, in sala d'aspetto. Ah, neanche? No, non si può entrare, neanche sostare lì perché ci hanno mandate via. Le persone che accompagnano gli anziani, lei dice, ma se io devo parlare col medico del papà che fa l'esame stamattina, come si fa? Io devo accompagnare il marito per una visita e di solito lo accompagno perché anche il discorso di andare alla cassa, di andare nei vari reparti, per lui è veramente mi segue perché non capisce dov'è, no, ha orientamento zero. Però adesso addirittura devo qua aspettare e capire sperare che abbia capito le indicazioni che gli hanno dato gli altri. Eravate stati informati prima di partire da casa che lei non sarebbe potuta entrare? No. Non lo sapevo, ma ho immaginato, visto che tante persone stanno fuori lì in attesa, ho visto. Cosa ne pensa di questa misura precauzionale? E se serve va fatta. È corretto ai tempi di oggi, con tutti i contagi che ci sono? Meglio così, da non fare visita, perché confusione, io lavoro all'ospedale, sai, faccio polizia, adesso ho finito, appena finito, meglio stare un po' larghi tutti. È una specie di assembramento, quindi sono convinto che è una misura valida, insomma. Noi abbiamo fiducia del personale, anche se noi non possiamo accedere, voglio dire. Secondo me, è il mio punto di vista. È un po' difficile da accettare. Sì, anche per una carezza, un confronto, come dire.